Buongiorno mister Buongiorno. Allegretti. Sulla scia dell'entusiasmo della terza vittoria consecutiva, domani in casa a Sona arriva il Breno. Sì, vogliamo continuare sicuramente su questa strada, c'è l'entusiasmo giusto, i ragazzi stanno bene, sono carichi, felici, quindi ci aspetta una partita difficile, però insomma arriviamo da un ottimo momento. Un ottimo momento, te lo aspettavi questo ottimo inizio di 2025? Ma per come li vedo ci speravo, perché meritano quello che sta succedendo per come sono, per come la vivono. Quindi siamo tutti quanti contenti, mi auguro che domani ci sia anche parecchia gente a sostenerci, perché in questo momento abbiamo bisogno di tutti. E sarebbe il massimo concludere questo trittico di 3 impegni in una settimana con un'altra vittoria. Vincere è sempre l'obiettivo migliore, perché dà continuità oltre che alle prestazioni e ai risultati. Perciò, come ho sempre detto, ragioniamo di partita in partita cercando di ottenere il massimo. Fondamentalmente non c'è mai una partita dove c'è concesso pareggiare o addirittura perdere. Perciò al di là di quello, insomma, noi vogliamo continuare così, ma soprattutto perché, come ho detto, i ragazzi se lo stanno meritando. Il Breno, l'hai studiata come squadra, è sotto il chivo di 3 punti, l'andata finì 2-0 per loro. Forse non so se hai recuperato la partita d'andata che naturalmente bisogna riscattare domani. Ma le partite le ho viste tutte, così come ho visto anche la partita che hanno fatto qualche giorno fa contro la Varesina. È una squadra temibile, è una squadra che gioca a calcio e che ha delle idee ben precise, ha inserito qualche interprete funzionale al loro modo di giocare, quindi non sarà facile. Minessi forse il giocatore più da tenere sott'occhio? Ma ce ne sono anche tanti altri, perché nel complesso è una squadra molto solida, con gli interpreti giusti nel ruolo giusto. L'abbiamo studiata, sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo soprattutto che facendo quello che ci piace di più e ci diverte di più possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra, quindi come sempre spetta a noi. Ultima, come stanno i tuoi al terzo impegno in 7 giorni? Stanno bene, non recuperiamo Paulinho perché ha ancora questo problema alla caviglia, non recuperiamo chiaramente Marchesini, il resto sono tutti a disposizione e hanno recuperato le fatiche di qualche giorno fa, perché mentalmente quando sei libero riesci anche poi a sopperire a quella che è la stanchezza, perciò diciamo che siamo pronti. Grazie mister. Grazie.